Quello che faccio io per lavoro è proprio trasformare visivamente numeri, dati quantitativi e qualitativi in storie, e lo faccio traducendoli visivamente, dando loro una forma. Questo mi permette di creare delle immagini visuali che, se viste e lette, possono raccontare le storie che i dati portano dietro di sé. Io sono un information designer e lavoro spesso su commissione, però a volte penso che sia importante utilizzare le mie competenze per parlare di temi che mi stanno a cuore, come l'immigrazione, la migrazione. E per questo motivo anni fa ho deciso di raccontare visivamente il viaggio di 6 richiedenti asilo che sono arrivati in Italia. Era il 2016, loro erano arrivati da poco, erano in un centro di accoglienza in Piemonte, e io li ho incontrati perché volevo utilizzare le mie competenze per trasformare visivamente il loro viaggio, dargli una forma che potesse essere percepibile, che potesse essere vista da altre persone, e per dare a loro stessi, i protagonisti del tema della migrazione, la possibilità di parlare di questo tema raccontando le proprie esperienze, il proprio viaggio. Penso che un festival del giornalismo sia importante perché l'informazione, fare una buona informazione è fondamentale, e dare spazio, creare anche spazi di incontro tra chi si occupa di informazione e un pubblico anche ampio, penso possa essere molto importante per anche rafforzare una relazione tra l'informazione e le persone, che penso che in questo momento abbia bisogno di essere rinforzata, e penso che abbia bisogno di sforzi da entrambi i lati, quello dei giornalisti dell'informazione e quello del pubblico.